Parlate, tifosi del Napoli. Questo è il vostro canale di notizie per il nostro amato club, con aggiornamenti a caldo direttamente dal mercato dei trasferimenti. Prima di iniziare, non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nulla della nostra squadra. Secondo Sky Sport UK, il Napoli e il Manchester United hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista Scott McTominay. La cifra pattuita è di 30 milioni di euro, più una percentuale significativa in una futura rivendita. Ora spetta a McTominay decidere se indossare la maglia azzurra e unirsi al progetto guidato da Antonio Conte. L'affare si inserisce nell'ambito del rafforzamento del centrocampo del Napoli, che sta ancora cercando di ingaggiare Billy Gilmour dal Brighton. Tuttavia, per concretizzare entrambi gli affari, il Napoli potrebbe aver bisogno di liberare alcuni giocatori della rosa attuale. McTominay è un centrocampista versatile, noto per la sua forza, la capacità di marcatura e l'abilità in attacco. Il suo arrivo aggiungerebbe una nuova dimensione al centrocampo del Napoli, offrendo ad Antonio Conte più opzioni tattiche e contribuendo a rafforzare il settore per la stagione. Ora, tifosi, cosa ne pensate? McTominay è il rinforzo di cui il Napoli ha bisogno per brillare nella prossima stagione? E Gilmour, pensate che debba arrivare anche lui? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate. Non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di condividere il video con altri tifosi del Napoli. Restate sintonizzati, perché da un momento all'altro potrebbe uscire un'altra bomba di mercato. Forza Napoli, sempre!